Stiamo parlando di un'area collocata nella frazione di Bonisiolo di proprietà regionale, rispetto alla quale nel 2015 Regione e Comune hanno firmato un accordo per andare a insediare la sede regionale della Protezione Civile. E quella resta la destinazione, nonostante le voci che sarebbero giunte all'orecchio dell'assessore regionale Bottacin con la richiesta avanzata dalla cooperativa Speranza di poter utilizzare il sito per l'accoglienza profughi. Ma a Bonisiolo ci sono arrivate delle voci che ci sarebbe l'interesse da parte di una cooperativa per metterci dei presunti profughi. Ovviamente noi siamo assolutamente contrari, quella è un'area destinata alla protezione civile, è la piattaforma logistica della protezione civile del Veneto e noi non cederemo né un metro quadro né una singola attrezzatura per altri scopi, perché nel momento in cui dovesse succedere, come è accaduto il 24 agosto dell'anno scorso, un'emergenza vera, noi dovremmo essere in grado di far fronte all'emergenza vera, tutto il resto non ci interessa. La proprietà, come dicevo, è regionale, per cui io ho letto oggi un po' di stampa, apprendo che la Regione è contraria, per fortuna aggiungo io, nel senso che insomma, si procede col progetto dell'insediamento, quindi della sede regionale della Protezione Civile. Tutti d'accordo, quindi una tempesta in un bicchiere d'acqua, agitata dal responsabile dell'emergenza in Regione che ieri aveva chiaramente chiuso la porta ai migranti, tagliando neanche per idea. Quel centro è stato scelto per gli interventi d'urgenza, comodo per l'uscita mezzi e vicino all'autostrada. A Mogliano sono già ospitati 160 profughi, di questi 120 solo al B&B Le Magnolie. Ormai non mi sorprendo più di nulla con questo governo, siamo abituati a questo e ad altro, è del tutto evidente che quella è un'area nostra e noi ovviamente non la metteremo a disposizione per questi scopi.